Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maretto veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, eh, chi ci guadagna da questa guerra in Ucraina? Chi è che fa gli affari eh, in questo periodo? Chi è che alla fine uscirà vincitrice a lungo termine? Perché molti sono stati catapultati in questa situazione, molti in casa incominciano a sentire da lontano i cingoli dei carri armati della propria città, insomma molti incominciano a farsi dei punti di domanda. Siamo usciti da un periodo nefasto di Covid, siamo usciti da un bombardamento sistematico di ogni giorno di pifferai magici della TV che davano false informazioni o informazioni parzialmente vere, magari contraddetti anche da premi Nobel come Montagnier, ma purtroppo questi personaggi hanno portato gli italiani, volendo o nolendo, a serarsi. Quindi abbiamo già avuto una mini guerra batteriologica, abbiamo visto questi guru virologi, immunologici e quant'altro andare in TV a mostrare il loro ego e un 90, un 80% di italiani purtroppo sono stati sierati. Quindi già abbiamo avuto un periodo terribile, con tante persone sierate che non si sono protette neanche a livello vibrazionale. E queste persone purtroppo fra qualche anno avranno sicuramente delle patologie o qualcosa che non si conosce ancora, per il semplice fatto che è un antivirus, quello che ci è stato iniettato, sperimentale. La sperimentazione finirà nel 2023, quindi non si sa ancora gran parte degli effetti, sia benefici che nefasti. Quelli benefici abbiamo visto che sono però purtroppo a corto raggio, per il semplice fatto che ce ne sono volute 3 di serate e quindi aspettiamoci anche sotto questo fronte, che è poi una guerra batteriologica, degli eventi. Adesso purtroppo la TV ci ha portato in casa un altro tipo di guerra. Questa è più tangibile, più e diciamo che dai talk show della narrativa del regime si è spostata verso, ha messo praticamente nel, nel sottoscala degli elefanti, i virologi, gli immunologi che correvano col sacco pelo nei vari studi per farsi intervistare e adesso entrano in scena i generali. Hanno cominciato a chiamare i generali e chiaramente i grandi, come si dice, mainstream, i grandi predicatori, i grandi pifferai magici che prima esaltavano questi virologi, adesso cominciano a esaltare i generali e loro stessi, come prima questi conduttori di talk show del sistema sembravano quasi premi Nobel della biologia, adesso diventano praticamente dei generali Bonaparte e dei generali Henry Himmler, no? Già incominciano a spiegarci come andrà a finire la guerra. Ma nella realtà questa guerra è stata studiata 30-40 anni fa, era già in progetti a lungo termine e a chi torna utile però questa guerra? Questa guerra certamente non torna utile all'Europa perché ho già spiegato in altre pillole che noi siamo agganciati a livello energetico alla Russia per il 40% del nostro import e 40-45 sia scusate, sia l'Italia che la Germania. La Svizzera, ad esempio, ha un 7-8% di importazione di gas. Abbiamo perso la Libia è stata persa per colpa dei francesi e degli inglesi che l'hanno praticamente destabilizzata e poi i francesi e gli inglesi se la sono fatta rubare dai servizi segreti o diciamo dai commandos russi. Quindi in Libia diciamo che la Russia ha messo un bel piede senza colpo a ferire praticamente, col minimo sforzo. Adesso sul versante ucraino c'è questa guerra costruita a tavolino dai neocon
La guerra è partita nel 2014, ma la gente, io avevo fatto delle pillole spiegando questa cosa, ma la gente in quel periodo lì dormiva. E praticamente adesso vediamo che si sta sviluppando. Alla fine chi ci guadagnerà a lungo termine, sicuramente non l'Europa. La Russia ha sempre voluto invadere in un modo o in un altro l'Europa perché si sentono fratelli, ma si sentono fratelli a modo loro. La Cina sicuramente ne traerà vantaggio perché potrà dare un occhio su Taiwan e gli Stati Uniti a lungo termine sembra, dico sembra, che ne usufruiranno, prima di tutto perché venderanno armamenti, prima di tutto perché non metteranno soldati sul campo, prima di tutto perché ritorneranno a vendere gas che costerà 3 volte tanto quello russo. Noi usciamo appunto dal Covid e usciamo anche da un'altra situazione, da un aumento delle bollette sproporzionato, proprio perché questo governo ha gestito e sta gestendo male sicuramente la situazione Covid. In altri paesi come la Svizzera, l'Inghilterra, la Danimarca, la Svezia, questa situazione è già stata accantonata e stanno guardando oltre. In Italia siamo rimasti al Green Pass, che è un elemento politico ma non serve a niente per salute pubblica, e adesso siamo rimasti al settore bollette che stanno arrivando e decimeranno i risparmi della popolazione italiana. E in più, fra qualche tempo, molto probabilmente, questa guerra evolverà in altre nazioni. Alla fine della narrativa, succederà che gli Stati Uniti avranno sicuramente la meglio, nel senso che praticamente loro l'hanno costruita e hanno lanciato il sasso e nascosto la manina. I russi la vinceranno sul campo e si troveranno qui tutti i piperin che hanno costruito i gasdotti per i loro russi e noi saremo, tra virgolette, invasi, torneremo al Medioevo. La Cina, dal canto suo, incomincerà ad accarezzare l'idea in modo interessante di invadere Taiwan e riprendersela. A quel punto lì vediamo un po' cosa fanno gli Stati Uniti. A lungo termine sicuramente gli Stati Uniti avranno dei benefici. I russi avranno la loro Europa e noi torneremo nel Medioevo. Però a tutti quelli che chiaramente si sono protetti a livello vibrazionale con il sigillo 7 di Marte, molto probabilmente a livello militare, a livello fisico andrà meno peggio. Grazie cari amici e ci sentiamo.